In laguna bisogna adattare i mezzi, noi le idroambulanze ce le abbiamo, ci mancava quello che è l'equivalente dell'automedica. Abbiamo creato un mezzo identico all'automedica, quella che chiamiamo automedica, che in realtà sarebbe un veicolo di soccorso avanzato che ha a bordo tutte le attrezzature. Accanto alle idroambulanze, ora il soccorso sanitario in Laguna di Venezia viaggerà anche sulla Idromedica, un nuovo anche nel nome, innovativo, mezzo veloce per i trasferimenti del medico di soccorso, pensato, progettato e realizzato dotandolo delle necessarie strumentazioni per la specificità di questo territorio. Questa è una barca veloce con a bordo solo il pilota medico infermiere e tutte le attrezzature che servono per portare l'ospedale dal paziente. Maggiore rapidità di intervento, maggiore versatilità. Nel momento in cui un medico interviene con un'idroambulanza, se c'è la necessità di una sua competenza da un'altra parte, può utilizzare questo mezzo che è veloce per essere trasportato ed intervenire a soccorrere qualcun altro. La nuova idromedica è stata realizzata in 2 esemplari con un investimento di quasi 400.000 euro. È in grado di intervenire ovunque, viaggiando anche in condizioni di estrema bassa marea e soprattutto molto rapidamente. Sarà più veloce di un'idroambulanza perché un'idroambulanza arriva a 35 nodi, quindi intorno ai 60-65 all'ora, soprattutto quelle nuove motorizzate con motori di 270 cavalli. Questa arriverà sui 40 nodi e quindi quasi 80 all'ora. Abbiamo adottato su questa imbarcazione un sistema di power lift che consente appunto di alzare la barca in fase di corsa per permettere di raggiungere delle più alte velocità e di abbattere al massimo l'impatto del motondoso.